ballati, femmine scherzi e maritati, se non ballati poi Peppi canta e Peppi sono. Pari Peppi, piglio la misura e di scarpi, farinato, a cantucare un pitero mattonato. Pari Peppi, ti piglio la misura e di scarpi, farinato, a cantucare un pitero mattonato. Pari Peppi, ti piglio la misura e di scarpi, farinato, a cantucare un pitero mattonato. Buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, e allora 21 giugno, proprio oggi è entrata l'estate e con questa puntata con Calabria in musica, ballati a ballati, il format prodotto dalla Elka Sound, questa sera abbiamo due ospiti eccezionali, veramente per quanto mi risulta, non solo come artista ma come strumentisti, sia l'uno che l'altro. Due musicisti che suonano divinamente la chitarra battente. Uno è qui con me e ve lo presento subito, che è Diego Pezzimenti. Con la I, con la I. Pizzimenti. Anche perché siccome gli amici e i parenti Pezzimenti della zona, Perdonami. Della zona ionica, che vuole chi so, capito? Perfetto. Allora, scusami, Pizzimenti, allora, hai ragione. Scusa. Mi è venuto spontaneo dire Pezzimenti. Scusami, perché nella tua zona è Pezzimenti, è vero, ed è vero. Sì. Mentre ho anche in collegamento con uno degli artefici della musica etno-folk popolare, eccolo lì, è con noi Mimmo Cavallaro. Buonasera Mimmo! Ciao Mimmo! Buonasera, ben trovati, che piacere vedervi. Ben lieto di essere qui con noi. Fa caldo lì? Abbastanza, guarda. Qui invece abbiamo l'aria fresca negli studi dell'Elka Sound. Vabbè. Natale Centofanti vi tratta bene a voi, Sicuramente, non poteva mancare. Sicuramente. Però tratta bene anche te. Certo. E allora, io ho veramente il piacere stasera di stare con voi, perché è una puntata un po' particolare. Infatti daremo spazio alla musica, all'allegria che porteremo dentro le case di chi si è collegato a questa nostra diretta in Calabria in musica, ballati a ballati, e dove tranquillamente chiedo solo di condividere questa pagina. I ringraziamenti sono sempre unanime per tutti, da Natale Giuliano Centofanti a Antonino Lampi, ma in modo particolare per voi due. Qual è la caratteristica di stasera? È che tutti e due suonate uno strumento particolare, che è la chitarra battente, e appunto stasera diamo spazio e voce a questo strumento. Inizio Mimmo, se mi permetti, anche per una questione non cominciamo con l'età, ma andavamo. Ogni volta cominciamo con lui che è più anziano, sai, è un uomo così. No, guarda, secondo me stava per dire, visto che qua inizio da lui, non per l'età, credo. No, disse per l'età, non conosci. Sì? A botta, perché io sai come sono, io paro giovane, no? Sogno come che le macchine nei saloni, negli autosaloni, le macchine di seconda mano, no? Che sono belli, puliti, profumano di nuovo, poi mi menta molto, lo fumo. È un perlomeno ci fa ecco l'allegria che dicevo prima, che Diego in effetti è questo. E allora, per non perderci molto in parole, diamo a te voce con la tua chitarra e con il tuo modo di cantare. Cominciare io? Sì. Prima è Mimmo Cavallaro. Ma no, perché Mimmo te lo permette, Mimmo. Mamma santa, mamma che si dice in giro. Ho visto a Chisso. Cantavo prima Mimmo Cavallaro con Catanazzo si crede che però ma piglio, mi deve perdonare, ma piglio era mai vai. La voglio fare una tarantella a suonare a tarantella, che mi piace, non per altro, perché io venendo dall'agropastorale, diciamo,
come dire, dal popolo, dal popolare. E allora mi piacciono queste canzoni così, non sono per fare musiche classiche, queste cose. E come vuole, signori. Balla balla gioia e Peppino balli tu, andai la vetta nuova non me la facesti tu, andai la vetta nuova non me la facesti tu. Tu puoi corpettiglia, vieni giù che balliamo l'antiglia, e tua mamma gioca fuori, balla tu per da figliola, tua mamma gioca fuori, balla tu per da figliola. Alla mia partita mi vengo, mi piglia la volontà, che rompo d'amore, che perché mi trovo qua, che rompo d'amore, che perché mi trovo qua. Se lo dici che mamma ti abbecchia sopra il letto non puoi chiamare, ci facciamo una scala di zita, in cana e ci con tuo marito, ci facciamo una scala da Roma, in cana e ci con come tu so. La mangiare di Don Pasquale si indigni mi face pane, con la figlia di lo forno si brucia lo tribunale, con la figlia di lo forno si brucia lo tribunale. Tumba 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 oggi da su di palumba sa di l'oggi da mi innamora, di palumba sa di l'oggi da mi innamorare. Allora di roccaforte si io una po' vicina, ma la roba che girano forte come lo vento di tramontana, ma la roba che girano forte come lo vento di tramontana. E lei una fame, una seta, non sono una da polizia che stai morendo, ma se mi passa la femmina donna mi passa la fame, la seta lo sonno, se mi passa la femmina donna mi passa la fame, la seta lo sonno. Hai visto? Potevamo continuare fino a domani, però i cristiani facevano segni, smettila, oggi i vitti. No, invece, vedi, che bello sentire proprio il classico suono della chitarra battente con la voce particolare, per quanto mi risulta, voce tipica proprio del folk calabrese. Grazie. Lo dice pure mia moglie. Ah sì? Sì, no, mi vuole bene. Allora, ciao Maria, in ascolto, mi disse ma saluto, sono quando vai a casa. Sì, non ci dico niente, va benissimo. Ok, allora volevo dire che comunque Diego ha collaborato con tantissimi artisti calabresi, tantissimi. Ne vuoi citare qualcuno, sì, giusto? Guarda, non vorrei uno dei tanti Cavallaro, uno dei tanti, ma hanno detto qualche boda così nella cosa, è stato sempre nel mio cuore. E allora, invece hai girato il mondo proprio. Sì, ho fatto qualche giretto pure, diciamo, insomma, l'ultima sono stato in Australia. E poi quando tornai a casa ammalato un po' tirando da parte. Vabbè, pensiamo comunque che comunque la tua allegria e la tua simpatia comunque stasera ci sta proprio a pennello. Grazie. Adesso invece diamo la voce che per quanto mi risulta veramente ti faccio un plauso, caro Mimmo, perché sei stato comunque il fautore di quello che è l'ingranaggio per essere riuscito dal mio punto di vista a prendere a 360 gradi tutto il popolo calabrese e non solo, e di questo te ne faccio proprio un plauso, proprio sei stato un grande e sei un grande per questo. Io ti do a te la voce per presentare uno dei tuoi brani, inizia con quale vuoi e ci vediamo qui fra
2-3 minuti, secondo quanto dura il tuo intervento. Va bene? Ok, grazie mille. Turi, va bene, io sì, farò qualche brano adesso e voglio proprio partire con un brano popolare, un brano popolare, forse uno dei canti più conosciuti nella nostra Calabria. E sto parlando di Cioparella. Cioparella vuol dire una bella ragazza, insomma, ragazza, certo. È una melodia straordinaria, delle parole bellissime. Questa è una di quelle canzoni che non appena l'ho ascoltata la prima volta mi ha veramente colpito tantissimo, tanto è vero che ho deciso di inserirla nel mio repertorio e penso che ho fatto bene perché questa canzone adesso è veramente conosciuta in ogni parte della Calabria e non solo della Calabria, posso dire. Infatti, in ogni angolo. Noi abbiamo, sai, il nostro lavoro è stato quello soprattutto all'inizio di individuare dei canti della tradizione, ma penso che il lavoro straordinario che abbiamo fatto è quello di averli reso molto accessibile ai ragazzi, avendo in qualche modo apportato delle modifiche nella ritmica, nelle sonorità, partendo da quel modo straordinario che ha di cantare Diego. Partendo da lì abbiamo cercato di attrarre quanto più possibile l'attenzione dei ragazzi e penso che ci siamo riusciti. Adesso in Calabria, come sai, ci sono una miriade di giovani che si sono avvicinati alla musica popolare, che suonano gli strumenti tradizionali, ci sono le scuole di ballo, le scuole di musica. Penso che quella concezione che avevamo all'inizio della musica popolare, penso che ha portato a un risultato positivo. Volevo permettermi di dirti che comunque non solo i ragazzi, io ho notato che anche grandi professionisti in qualunque ambito apprezzano la tua musica a 360 gradi, proprio per come l'hai presentata e per come gli hai dato il tuo colore. Sì, oggi è apprezzata non solo te, però l'obiettivo principale nostro all'inizio era proprio di attirare l'attenzione dei giovani, perché sono i giovani quelli che poi tramandano chiaramente. E vai. Voglio partire proprio con questo brano, Cioparelle, che è stato uno dei miei primi brani sui quali ho lavorato. A te. Cianci la mamma, capa di una figlia, Cioparella bella. Cianci la mamma, capa di una figlia, oi bella Cioparella di mamma ta, Cioparella di mamma ta. Tu era bella, mia gracca avanti, Cioparella bella. Tu era bella, mia gracca avanti, oi bella Cioparella di mamma ta, Cioparella di mamma ta. Domanda lì, vicine della lunga, Cioparella bella. Domanda lì, vicine della lunga, oi bella Cioparella di mamma ta, Cioparella di mamma ta. Una mi disse che alla missaglia, Cioparella bella. Una mi disse che alla missaglia, oi bella Cioparella di mamma ta, Cioparella di mamma ta. Un'altra mi disse che pregava di santi, Cioparella bella. Un'altra mi disse che pregava di santi, oi bella Cioparella di mamma ta, Cioparella di mamma ta. E quando torna a salutare Villa, Cioparella bella. E quando torna a salutare Villa, oi bella Cioparella di mamma ta, Cioparella di mamma ta.
a chi la stiocca de rose, rosse e bianchi, cioparella bella. A chi la stiocca de rose, rosse e bianchi, oi, bella cioparella de mammata, cioparella de mammata. Cianci la mamma capra di una figlia, cioparella bella. Cianci la mamma capra di una figlia, oi, bella cioparella di mammata, cioparella di mammata. Tu era bella mia che raccavanti, cioparella bella. Tu era bella mia che raccavanti, oi, bella cioparella di mammata, cioparella di mammata. Domandali vicine della lunga, cioparella bella. Domandali vicine della lunga, oi, bella cioparella di mammata, cioparella di mammata, cioparella di mammata. Perfetto, perfettissimo Mimmo, perfettissimo, proprio hai iniziato proprio alla grande, come si suol dire. Volevo ricordare che comunque con te siamo stati pochi mesi fa insieme al Blue de Trois, ci siamo divertiti quella sera tantissimo con tanti altri. È stata una serata straordinaria, bellissima. Sì, no, veramente io penso appunto ogni tanto che prenderci ogni tanto queste nostre piccole seratine, diciamo, tra noi ci fanno più che bene comunque in ogni caso. E allora, intanto volevo dirvi, condividete questa pagina con Calabria in Musica, Ballate a Ballati, condividete sulle pagine che appunto e seguite con tranquillità la pagina Facebook, Instagram e YouTube. E allora, volevamo leggere qualche messaggio, ecco qua, così vediamo un pochettino, tanto per rimanere eccolo qua. Allora, Carlo Opipari, viva la Calabria! Non so di dov'è questo ragazzo, comunque grazie. Ciccio non poteva mancare. Coi Ciccio Folca. Ciao Ciccio, caro mio. Allora, buonasera. Serata eccezionale, Mimmo è bravo, ma Uzzideku è lumito. Grazie. Non dire così, che già Mimmo non mi potete vedere. Poi Diego, non dire queste cose. Deco, non dire queste cose. Ma sai che le dico perché ti voglio bene. Allora, poi Pietro Camodeca, zio Pietro, saluta il zio re. Pietro. Saluta il re Mimmo Cavallaro. Ti ha descritto bene. Fatto bene. Lui esagera sempre, è uno che esagera, zio Pietro. Vabbè. Però ci vogliamo bene, bene. Mario Solano, buonasera a tutti, da Solano, frazione di Bagnara Calabra. Nicola Cimino, Mimmo Cavallaro, il numero 1, top. Questi sono veramente degli elogi che ti si incalzano proprio per bene. Condividiamo in pieno. Domenico Romeo, un abbraccio a tutti voi. Poi Marisa Guarna. Ciao Marisa. Ok, saluto a tuo marito. Bravissimo come sempre Diego. Perfetto. Vediamo Totò Suraci, un altro mito. Totò Suraci l'abbiamo avuto la settimana scorsa. È un grande Totò. No, 2 settimane fa, perdonatemi. Saluti a Diego, poi Peppe Casili. Buonasera a Diego, Mimmo e Salvatore. Buonasera, grazie. Ciao grazie. Peppe. Sera, ciao. Peppe, vede che mangio stare un citofono. Allora, i casseriati sono cose belle. Buonasera a tutti. Ciao belli. Poi Davide Condello da Telebruzzano, che lui
trasmette. Non solo trasmette, è in diretta con noi. È in diretta, ecco. bravo, ciao Un Davide, saluto ciao. a due grandi calabresi. Grazie al K-Sound per tutto. Ok, allora torniamo da Annalisa Giordano. Bravissimo come sempre, Mimmo, sei un grande. E allora, eccoci qua, Ramona, grandissimo, Mimmo Cavallaro, grandissimo. E allora, possiamo continuare allora con Diego. Allora, stavamo dicendo che comunque hai girato il mondo, Diego. Sì, sono stato in Canada, negli Stati Uniti, sono stato in Australia, poi l'Europa l'abbiamo fatta di su, presunta, a destra, a sinistra, tutti i paracarri che hanno uscito. Benissimo, sei stato molto lineare, paracarri, sei stato molto lineare. Allora, dato che questo tuo strumento è sempre stata la tua forza, adesso un brano da dedicare a tutti i calabresi nel mondo. Voglio dedicare una mottetta. Vai. Una mottetta a tutte le belle ragazze del mondo, le calabresi e non, perché la bellezza è universale. Io sono sensibile alla bellezza perché ultimamente solo chi la posso guardare. Non ridere, Natali. Quanto bene e quanto torti e t'hanno fatto dopo che t'amai, hanno mentuto le guardiani forti, puntando vanno le pazzi che fai. Non si ingalera, si tenuta forte, non ti facci sta carcerata stai, spicciolata me rompina alla morte. Mi dica giudizi bene guai, in tanto tempo l'hai odiato, non ricciubbiando di lito i capelli, me lo taglia lo braccio legato, a me lo bacio 100 volte e 1000, gli va la piazza e m'hanno dimandato, a di chi sono si biondi capelli, a sono di una bella che io ho amato, a non la lascerò per 100 e 1000, a sono di una bella che io ho amato. Non la lascerò per 100 e 1000. Ma era veramente poesia, credimi, poesia. Io ti stavo ascoltando Sì. Ed è veramente poesia. Queste sono non è che io scrivo canzoni, queste sono canzoni che io ascolto, sento. Queste sono delle poesie, veramente delle poesie che cantava la buonanima di Micotropia, era uno dei
uno che conosceva centinaia di canzoni. Beh, indubbiamente. Ovviamente una volta era a Mirta Siderno, e quindi era, come dire, uno di delle memorie storiche, uno di quei personaggi che cantavano per ore, perché allora era così. Cioè, non c'era il disco, ma era all'aria nuova, i dischi jockey, non c'erano queste cose. Infatti. E allora ai matrimoni si ballava e si cantava, ed erano questi personaggi che arricchivano quello che ha detto Mimmo prima, che indubbiamente esatto. questo archivio che noi abbiamo come tradizione, Mimmo, come te e come tanti altri, siete riusciti a portare avanti in un modo dignitoso, proprio. Noi abbiamo anche qui nel Regino, abbiamo tanti cantori, tanta gente che ha tramandato, perché non è che si scrivevano le canzoni una volta, vedi? E la tradizione adesso, non lo so, adesso si è fossilizzata, perché abbiamo scritto, abbiamo messo sui CD, abbiamo fatto. Io sento dire, no, mi fanno, quando canto una canzone mi fanno, no, dice, ma non è così. Come non è così? No, dice, ma Tore Rugolo non la canta così. Non è che Tore Rugolo non la sapi, o è una saccio. Tore Rugolo canta quello che ha sentito. Delle canzoni che stai parlando appunto della tradizione, della tradizione, di quello che mi hanno tramandato. Come era il discorso una volta? Io una sera ci trovavamo, si mangiava a schiricchiata e c'era quello che cantava. Io ascoltavo una canzone, dico per dire io, tu, una canzone bella, ma la imparare chi sta. E allora ascoltavo con attenzione per impararla. Arrivata a casa mi mentiva la chitarra, era così. Poi a un certo punto mi disperdivo un pedi, sarebbe una strofa, no? Un pedi, diciamo, una strofa. Mi dimenticavo una strofa e ce la mentiva io. Chi ci stava, e tu l'arricchivi, che forse l'avevo presa da un'altra parte, no? E cambiavo quella cosa. Chi mi ascoltava, poi allora cambiava un rigo, ad un certo punto, una volta che si incontrano due canzoni uguali in posti diversi, canzoni simili in posti diversi, per forza hanno di essere, perché non era scritto. Adesso Tore Rugolo fece un CD e da maniera che io non posso cambiarla. Hai capito? Perché è in quel modo lì. Mimmo, hai capito cosa ha detto? Ma ha detto delle cose sacrosante, giustissime, perché chiaramente una volta il CD non c'era, e tutto veniva tramandato in modo orale, si ascoltava, si imparava, e spesse volte tante canzoni da un posto all'altro cambiavano proprio per questi passaggi naturali che c'erano. E poi c'era una cosa importantissima, e Diego lo sa, le cose che sono arrivate a noi oggi sono le cose più belle, perché si tramandavano, restavano nelle memorie le cose belle, le cose che non erano attraenti, che non avevano niente da dire, non li cantava nessuno, magari morivano per strada. A noi sono arrivate le cose più belle, proprio perché venivano tramandate in modo orale. Ma in effetti c'è anche una cosa, gli etnomusicologi che diciamo che fanno un lavoro egregio, insomma, di ricerca, di catalogazione, di sistemazione, a volte vengono da una famiglia già acculturata, sono figli di avvocati, figli di cose, non sono figli come a me, dei pecorari di montagna, per cui no, ma è la verità, non è che io sto dicendo cose, io sono orgoglioso di venire dalla montagna, dall'agropastorale, perché ti aiuta a capire tante cose. E una volta io mi scerriai con uno, perché c'è una canzone, dici e Puma Lemoncelli. Allora questo qui diceva Puma e Lemoncelli. Gli ho detto io, non è Puma e Lemoncelli, è Puma Lemoncelli, perché esiste un tipo di Puma che si chiama Lemoncello. Quindi quella non ci vuole. Tu l'hai messa, ma chi la canta? Non canta Puma. Sì, ma se l'è dimenticato, come facciamo a dimenticare? Una vecchia di 80 anni si dimentica non sa com'è la canzone. È come un annanedo. Tu sai che è un annanedo?
suonava una volta un etnomusicologo mi domandò, dice, ma lo strumento un annanedo che è sti? E vedi, anche questo è come dire, mi fa piacere di essere agropastorale. Allora, un annanedo, sai che cos'era? Quando una volta il pecoraro era una montagna, gli uomini la sera trovavano, quando non si sono stanchi, ma mi si fanno una sonata con il cicchiaretto, che c'era bene, organetti allora non ce n'erano, le donne stavano a casa, capisci? I pagliara vicini, gli iazzi chiamiamo vicini, le ragazze si cucivano e non c'era nessuno che gli suonasse, no? Perché avevano stare a casa, e allora loro si cucivano, prendevano un secchio di quelli dove si mungeva il latte a chisca, no? O un cumboglio, i cazzalora se la vivono, e suonavano il tamborello tutti insieme, due ballavano e che l'altro facevano na nedu na 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 nedu na 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 nedu na 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 nedu 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 na 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 nedu, e chi lo era un nedu? Quello era lo strumento, hai capito? E quindi perfetto, queste cose abbiamo parlato anche di storia, ma avrai modo di parlare tantissimo di storia. Me ne hai spiegato una cosa bellissima che nemmeno io sapevo, devo esserti sincero. no, vabbè, Adesso però do voce ancora a te, Mimmo, per presentare magari sempre uno dei tuoi capolavori. Ti lascio la parola a te, perché tanto Diego ha già spiegato tutto questa sera. No, non voglio, per favore non pigliatemi per professore, perché non mi sento. Non voglio, io dico te lo puoi permettere. Quello che mi hanno tramandato, io non ho inventato niente mai nelle mie cose. A te voce chitarra. Anzi, chitarra. Ok, allora voglio fare un altro dei brani di cui parlavo prima, come Cioparella, però questa volta si tratta di Mulinarella. Perfetto. Anche questo è uno dei brani che ha dato il via al nostro modo di rinnovare la musica popolare. Va bene. Mulinarella mia, Mulinarella, perché non mulino macina, si miro di una mia penna settimana e ti raggiusterò dentro un cammino, e ti raggiusterò dentro un cammino. Tengo marteduzza alla romana, ma li dirà un fuoco s'arrivina, e quando tocca vedo soprana, aggiunta agli ultimi esci la farina, aggiunta agli ultimi esci la farina. Siccome mai la farina buona, picchia farina dell'illuminato. Siccome mai la farina buona, picchia farina dell'illuminato. L'illuminato si chiama Antonino, e picchia di contrari di lavani, e si riporta il re dal mulino, e non ci fa l'uomo dell'umatazzaro, e non ci fa l'uomo dell'umatazzaro. Si mondai la farina buona, picchia farina dell'illuminato. Si mondai la farina buona, picchia farina dell'illuminato. L'illuminato si chiama Antonino, e picchia di contrari di la mano, e
si li porta al re dal mulino e non ci parliamo del luma passare e non ci parliamo del luma passare. Come sempre magica, come sempre sublime questi brani. Volevo chiederti, grazie. Volevo chiederti, comunque facciamo anche un saluto per i tuoi musicisti, quelli che collaborano con te, da Simonetta ad Albanese. Ah beh, c'è, chiaramente io devo tantissimo a loro perché loro sono dei musicisti straordinari e chiaramente poter suonare con loro, poter arrangiare con loro i miei brani è un grande piacere, ma soprattutto un grande privilegio, perché sono veramente dei ragazzi straordinari, cominciando proprio da Andrea Simonetta, che è quello che collabora di più con me, perché i primi lavori che facciamo sui brani li faccio sempre con lui e poi si aggiungono gli altri. Gabriele Albanese, che è un polistrumentista straordinario, Silvia Riotta, che è un gran bassista di alto livello. Da poco tempo si è aggiunto anche Francesco Carioti, il percussionista batterista, anche lui un ragazzo d'oro e di una grande professionalità. E poi abbiamo Valentina Donato che dà colore, che dà con la sua energia, col suo sorriso, col suo modo di suonare l'organetto, veramente fa la differenza. Loro sono dei ragazzi straordinari come musicisti, ma soprattutto come persone, che sono squisite. E speriamo comunque di rivederci tutti nelle piazze, non solo nelle piazze, ma come dicevo prima, ogni tanto prenderci magari qualche piccola rimpatriata al Blu de Tua. Va bene. Allora, Mimmo, io lascio ancora a te la voce con la tua chitarra battente per presentarci ancora un altro brano. Fai tu. Con piacere, guarda, allora ho fatto questi due brani che fanno parte della tradizione che noi abbiamo, sui quali abbiamo lavorato. Adesso faccio uno dei brani che ho scritto io e che è sempre un po' sulla scia della tradizione, però chiaramente questo brano ha l'ambizione un po' di andare oltre. È l'unico brano del mio repertorio che canto in italiano e si chiama Europa che danza. E vai! Questo è il paese che balla al ritmo delle stelle, anime nere, anime salve in questa notte di tarantelle, anime nere, anime salve in questa notte di tarantelle. Ogni borgo ha la sua festa, è il vino che dà la testa, e al suono delle zampogne danza la notte tra poche santi, e al suono delle zampogne danza la notte tra poche santi. Una lira calabrese suona dentro le fiumare, danzano tre serpenti, le ninfe, le magari, danzano tre serpenti, le ninfe, le magari. Gente lontana dai palazzi, il poterista delle piazze, e al ritmo delle parole, un solo battito, un solo cuore, al ritmo delle parole, un solo battito, un solo cuore. E l'Europa tanto suona da Berlino a Caulogno, da Reggio a Lisbona, da Zurigo a Barcellona, da Parigi fino a Roma, uniti nella stessa danza, i popoli dell'Europa che danza, i popoli dell'Europa che danza. Il ritmo va, il mondo trema, fuoco nel mare, la terra trema. Un mondo senza confini, uomini liberi senza catene. Un mondo senza confini, uomini liberi senza catene. Arcobaleno dentro al mare, l'Europa è da cambiare.
a ritmi ancestrali della musica popolare, a ritmi ancestrali della musica popolare. E l'Europa canta e suona da Berlino a Caulon, da Reggio a Lisbona, da Zurigo a Barcellona, da Parigi fino a Roma, origini nella stessa danza, i popoli dell'Europa che danza, i popoli dell'Europa che danza. L'Europa canta e suona da Berlino a Caulon, da Reggio a Lisbona, da Zurigo a Barcellona, da Parigi fino a Roma, uniti nella stessa danza, i popoli dell'Europa che danza. L'Europa canta e suona da Berlino a Caulonia, da Reggio a Lisbona, da Zurigo a Barcellona, da Parigi fino a Roma, uniti nella stessa danza, i popoli dell'Europa che danza. I popoli dell'Europa che danza, i popoli dell'Europa che danza. Bravo. Mimmo, è veramente complimenti. La parola unione è proprio quella che hai saputo dare in questo brano, che in effetti è vero. Siamo Europa, in questo linguaggio musicale siamo Europa tutti, è vero. È vero. Allora, leggiamo qualche commento. Nello stesso tempo volevo dirvi, condividete questo programma, questo format Calabria in musica, ballate e ballate. Allora, Annalisa Giordano, bravissimo come sempre Mimmo, sei un grande. Grazie Annalisa, ciao. Ramona, grandissimo Mimmo Cavallaro, e tanti applausi e non solo applausi, il 100%. Grazie. Grazie. Demetrio Giordano, Mimmo, ambasciatore mondiale della nostra tradizione, un grandissimo 110 e lode, top. Grazie. Maria Chiera, un saluto dalla Svizzera a tutti i calabresi, viva la Calabria, bella. Ed è vero, dalla Svizzera, come tu dicevi, che tutti i paragiri che facesti tu, ecco. Allora, Rocco Gino, saluti dalla Svizzera. La Svizzera è sempre presente comunque, sappiate che è sempre presente. Tutti ma non solo la Svizzera, anche Rocco. Ogni tanto anche dall'Australia, qualche messaggio dalla Francia, dappertutto. Ma tutti svizzeresi, perfetto. Francesi, germanesi. Costanzo De Rosa, tutto Made in Sud, grande la nostra Calabria, grande siete voi, grazie. Antonella Cuzzola, saluti da Torino, ecco, da Torino Piemonte. Poi vediamo Scetti Casteddu, e non so di dove è questo, Diego. Scatti Casteddu, Scetti Casteddu, un numero Scetti Casteddu 1. E di dov'è questo Scetti Casteddu? Non sappiamo, vabbè, se lo pensavo un ammiratore, Giuseppe Battaglia, bravissimo Mimmo Cavallaro. Michael Anna, un saluto a due grandi artisti, un abbraccio affettuoso, siete due grandi esempi di musica popolare con grande affetto, Anna Romano e Michael Logozzo. Un saluto ovviamente anche a te, Turi. A Michael Anna. Ciao Michael, ciao Anna, ciao. Okay. E non mi ricordavo il cognome di questa ragazza, vabbè, non me lo ricordavo. Salvatore Torozzo. Mamma, ciao Salvatore, ti voglio bene. Zio Diego, canta Azza Vecchia. Vabbè, adesso facciamo che non lo so, ora vediamo quanto tempo è dura. Ok, no? Natale Marco Gurri, saluti da Montecatini Termi, Pistoia. Perfetto. Ciao Natale. Ciao Natale. Allora, Mimmo, adesso invece ascoltiamo Diego in una veste diversa, non con la chitarra battente, ma bensì con l'armonica, giusto? L'organetto a bocca. È stato il mio primo strumento. Me l'ho comprato a festa a Straorino, mio padre, quando aveva 5 anni. 5 anni. Ed è sempre quello? Stiamo parlando. Ed è sempre quello? Sì, stiamo subito dopo la prima guerra mondiale. Perché se fosse quello. I Bravo Alpini, erano i Bravo Alpini. No, se fosse quello ce lo prendevamo perché era un valore. Avevo i Bravo Alpini. Accompagnato da Antonino Lampi? Sì. E vai.
Buonasera a tutti. Sta Eccolo qua. attento, non mi diccionca cuore. Sai com'è? Non è che noi chiedi Simo, non è che ti potremmo dare tanto aiuto. Il più buono alla pelle. Si sente? Yes. E allora, se la portò buona? È stato bravissimo, è stato bravissimo. È stato bravissimo, vede che lui è uno dei giovani più promettenti. Perché suona organetto, suona ciarameda, suona tamburello, è un polistrumentista veramente, ma vedi, lui è uno di quelli che sente. Per questo è bravo, non per chi sa suonare, per chi suona, perché non sai suonare. No, non perché sa suonare, voglio dire, sì, no, perché lo fa con il cuore, perché sì, ci sono quelli che suonano chiede e ci sono quelli che suonano col cuore. E lui suona col cuore. Col cuore. E allora, fra poco poi voi due farete qualcosa ancora insieme, va bene? Sì. No, spiega che suoniamo insieme, non facciamo così insieme. No, ma stiamo parlando di musica. Ah, bravo, ecco. No. Allora, c'è anche Samuel Malvaso, un altro artista calabrese, un ragazzo di nuova generazione. Buonasera a tutti e complimenti. E allora, Mimmo. Ciao Samuel. Allora, hai visto che Uzzi, Diego, anche con...
ci sa fare, ci sa bravissimo, bravissimo, zio Diego, veramente bravo, complimenti, bella grazie. allegria, proprio di quelle tarantelle bellissime che ti fanno, grazie, che ti fanno me lo dice saltare, anche... che ti fanno saltare. No, ma è bello che ha detto che glielo dice anche sua moglie. Sì, no, mi dice bravo, infatti mi fa bravo, dura assai. No, finisce nel senso di smetterla, no? E allora Mimmo, per rimanere in tema di allegria, possiamo ascoltare qualcosa che ha attinente un po' alla tarantella o comunque quello che hai preparato tu per lietare comunque questa diretta? Sì, perché no? Perché no? Sempre a che fare con la tarantella, con la musica popolare. Guarda, io avevo messo in scaletta altri 2 brani che sono, allora, è una serenata che ho inserito nel mio disco Sacro e Profano, che si chiama Sveglia d'amore. Era una serenata di quelle che si facevano un tempo, che Diego conosce molto bene, ma anche tu conosci molto bene. Si andava con gli amici sotto il balconcino della ragazza a cui, visto che non c'era il telefonino, non si poteva mandare il messaggio, con la chitarra, magari con la fisarmonica, 4 amici e si cantava la serenata. E volevo proporre questa canzone adesso, questa serenata che si chiama Sveglia d'amore. Ecco, volevo anche dirti a questo punto, dato che hai detto che avevi preparato un altro brano, farne uno dietro l'altro e così poi alla fine chiuderemo tutti in allegria anche con Diego. Va bene? Perfetto. Perciò fai una dietro l'altro dei tuoi brani. Va bene? Vai! Svegliati amore, non dormire tanto, non ti pari convincere dal sogno, 4 parole d'amore ti voglio dire, e tutti 4 ti fanno piacere. La prima e ultima salutando, la seconda ti do baci d'amore, la terza ancillo dico a mamma tua, la quarta tu sarai sposina mia. Un cielo è nato per la ricca amata, la luna con gli stili fanno la spia, figlio da falso a tia sta serenata, questa chitarra e questa luce mia, figlio da falso a tia sta serenata, questa chitarra e questa compagnia. Lo dico chiaro chiaro, lo dico chiaro chiaro, che se mi dici sì mi parte bene, che se mi dici sì mi parte bene, e se mi dici no mutu pensiero, e se mi dici no bella mutu pensiero. Grazie la voglia di mi stagnare care stucca,
stasera vogliamo tornare e mi fa solo la volontà. Ognuno fazzoletto già lo fai, ognuno fazzoletto già lo fai, e richiamatissimi mani tuoi, e richiamatissimi mani tuoi. Vendiamo tiro di chiaro chiaro, vendiamo tiro di chiaro chiaro, che se mi dici sì mi parte bene, se mi dici sì mi parte bene, e se mi dici no amo tu pensieri, e se mi dici no bella tu pensieri. Amore intorno mi venisti, amore intorno mi venisti, su pallume cuscino t'appoiasti, su pallume cuscino bella t'appoiasti. E t'appoiasti bella muri mia, e t'appoiasti bella muri mia, a 15 anni è un oro per via, a 15 anni è bella oro per via. Mimmo! Proprio questo era proprio la delizia della tarantella, eh. Eccolo qui, siediti, accomodati, accomodati. A mezz'ora ho scignuzzato, le gambe si erano un po' concrocchiate. Comunque, Mimmo, leggiamo ancora qualche altro commento che ci è arrivato. Leggiamo qualche altro commento. Condividete questa pagina. E allora, sempre i cassariati, solo cose belle. Si Diego Pizzimenti, ballano puru i pedi du tavolo e viva a Cuballa. Viva. Grazie, grazie. Isabella Suppon, dalla Francia. Bravo e grazie per questa atmosfera calabrese. Saluto dalla Francia. Vincenzo Ceravolo. Saluti a tutti. Compare. Ah, tuo compare. Sì, è mio compare, Upagaia. Ah, perfetto. Non è vero, grazie. Saluti a tutti. Domenico e famiglia, perfetto. Leggiamo ancora. A suo padre Cresemaeo, ma compare, no, apposta. Sì, Rocco Pasqualina Lento, un saluto a Turirugolo e a tutti voi. Grazie. Renzo Campanella, tanti saluti da Pazzano, provincia di Reggio Calabria. Dove c'è il vino buono, vero Mimmo? Pazzano, Stilo, c'è il vino buono. È vero. Gaetano Buda, complimenti a Mimmo e Diego. Grazie. Grazie. Giuseppe Tavernese, complimenti. Grazie. Sì. Rocco Oliveri. Ah, Rocco Oliveri. È amico tuo? È amico di tutti. Ah, ecco. Grande tutti. Diego, un caro saluto anche ad Antonino Alampi, dal gruppo folk a Fontanedda, Melissa e Rocco. Antonino Ventura ha scritto un poema. Comunque, un saluto con stima a tutti e tre maestri, grazie. Ognuno a vostro modo rappresentate in grande la Calabria. Uzideco è l'unico che ho l'onore di conoscere personalmente e gli mando un abbraccio con tutto l'affetto che merita. Grazie Nino, grazie. Angela Fedele, complimenti, bravissimi. Simona Musolino, un saluto a tutti voi. Simone, scusa. Scusate, Simone, un saluto a tutti voi, siete i migliori. Natale Marco Gurri, saluto. Questo l'avevamo già detto. Natale, grazie. Sì, da Pistoia, Montecatini. da Montecatini. Sta bene lì probabilmente. Sì. Mangia Carmelo Panzera, abbiamo il maestro dell'organetto, eccolo qui. Carmelo, un saluto a tutti voi, Diego e Mimmo, mi raccomando, non perdete colpi. Non li stanno proprio perdendo, anzi, sono ben ringiovaniti. Carmelo è un grande. Rosita De Luca, ciao a tutti da noi di Taurianova c'è. Perfetto. Grazie Rosita, grazie. Sì.
Vicky Puntorieri. Sera Grazie. Mimmo, sera Diego, sera a tutti. Grazie, buonasera. Grazie. Allora, Grazie. allora, Senti, ma in questa televisione tipo Telemonte Carlo, insomma, queste cose, uno guarda, questo non è Telemonte Carlo, questo è Tele Elka. Elka Sound. Hai fatto scappare il produttore, hai fatto proprio scappare. Io con tutto il rispetto, no, ma non so che vuole dire Elka e non so che vuole dire Sound. Elka sono le iniziali di nonno e nonna. Ecco, ti sto spiegando. Il sound è il suono, ecco, in inglese, no? Questo è importante perché lui era un grande un grande veramente. Io l'ho conosciuto, un grande, è stato Gino, un grande uomo, un grande. una persona veramente, come dire, uno che ci ha creduto in questo. E quindi bravo. C'ha sempre che tutto è vero. E ai tempi quando era Verdi. Sound significa suono, no? Suono in inglese. E come in tu che hai girato tutta Europa, tutti i paragiri che ci parlava sempre in dialetto. In Portogallo, sai come parlano? No. Tu vai in Portogallo, parli così, ma non ti capisci. Mentre tu, Mimmo, dove sei andato parlavi in inglese o in calabrese? Guarda, cercavo di parlare la lingua che sapevo meglio. È la migliore. È la migliore. E allora siamo giunti alla fine di questa serata, di questa bella. Un saluto lo posso fare? Prego. Ciao, volevo salutare a tutti quanti, tutta la famiglia mia e poi ai miei amici, ai suonatori che di solito si esibiscono con me, Salvatore Briganti, che è un grande, Anna Maria Cento, che è a casa e che in questo momento è a casa e che ci segue a tutti, e è una grande, è vero, la conosco ed è una grande musicista, una che ha il cuore veramente in questa musica, oltre che Ida faccia tutti i tipi di musica. Poi tanti ragazzi, perché io non ho un gruppo che suono proprio per partito preso, no? Mi chiamano, c'è Uzde che in piazza, e tutti fanno, ma con catanazzo è? Non me l'aspettavo questa parola, dico la verità, non me l'aspettavo. Mimmo, tu vuoi salutare qualcuno in questa occasione? Sì, voglio salutare chiaramente tutti quelli che ci stanno ascoltando, quelli che ci ascolteranno, e voglio mandare loro un abbraccio, un saluto e dire, ragazzi, vedersi sul web va benissimo, è straordinario di queste periodi, però ci mancano veramente i concerti di piazza, vogliamo vederci tutti in piazza a ballare, a stare insieme, a fare le solite feste nostre che sono veramente straordinarie. Che carichi di allegria in modo particolare e che cambia l'umore di ogni uomo. Allora, facciamo maestro. Ma come suoniamo Cagliarameda? Come volete. Mimmo, potremmo suonare Cagliarameda? All'anima, certo. Prego, Antonino. Allora, qui abbiamo Antonino che, oltre che essere il nostro fonico di studio, insieme a Giuliano, che fanno di tutto perché tutto possa andare perfetto in queste dirette, lui è un ottimo suonatore anche di Giaramei. Allora, facciamo in questo modo. Il Tanforeglio dove l'abbiamo? È qua. Allora, facciamo in questo modo. Ascoltiamo questo brano, dopodiché ci salutiamo tutti insieme. Va bene? Ok? Prego. Dovrebbe essere accordata. Non ti preoccupare. Questo caldo. Pure che non è accordata, io non è che saccio cantare, quindi non
E con bravo, questa bravo, complimenti, bravo. Allora, con questo pezzo tradizionale, che veramente ne valsa la pena di chiudere questa diretta, volevo ringraziare quanti tra noi fanno parte, da Natale a Giuliano, ad Antonino appunto, che ci permettono tutte le domeniche di allietare le case con l'allegria, nonché chi si collega a questo format Calabria in Musica, Ballate a Ballate. Condividete. Volevo ringraziare te, Mimmo, grazie per aver partecipato, grazie per essere stato con noi, e sperando appunto, come dicevi prima, di rivederci nelle piazze e non solo, a questo punto, per stare insieme e trasmettere le emozioni, quelle che tu sai dare e che tutti gli artisti calabresi sanno dare. Grazie di cuore, grazie anche al maestro. Grazie a voi. Grazie a Diego. Grazie, un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito con tutto il cuore. Vi voglio bene, passate bella buona. Ciao Palumbo, passate bella Mimmo, grazie di cuore. Ciao. E alla prossima. Ciao Diego, ciao Natale, ciao a tutti quanti ragazzi. Ciao. Ciao. E a ballati, femmini scherzi e maritati, se non ballati poi né vi canta né vi sono. Pari peppi, figlio la misura e di scarpi, pari nato, pari